Come ogni anno, nel mese di novembre parte la vaccinazione antinfluenzale e anche quest'anno dobbiamo ricordare perché è importante fare la vaccinazione antinfluenzale, perché ci sono alcune categorie di persone che sono più soggette ad avere complicanze dovute all'influenza, che sono le persone che hanno malattie croniche come diabete, cardiopatie, ma anche le persone che hanno un'età superiore a 65 anni. Poi abbiamo anche i dipendenti pubblici, le forze dell'ordine. Per quest'anno vorrei spendere una parola in particolare per le persone che assistono dei malati, quindi per esempio le badanti, per esempio dei figli che devono seguire dei genitori ammalati, quindi non solo per le persone ammalate che hanno delle malattie, ma anche per le persone che le assistono. La vaccinazione antinfluenzale è gratuita e può essere richiesta a tutti gli ambulatori dei medici di famiglia e ai pediatri di famiglia. Oltre a queste sedi ci sono anche delle sedi dell'ULSS dei distretti dove può essere richiesto il vaccino. È sufficiente una dose, è un vaccino sicuro, non dà particolari effetti collaterali e poi quest'anno abbiamo un vaccino nuovo rispetto al passato perché è un vaccino che contiene 4 ceppi, quindi un virus in più ed è un vaccino appunto che è stato promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.